Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Un saluto a tutti gli amici trader da Santo Pellegrino. I mercati finanziari oggi, venerdì 13 marzo 2026, chiudono in negativo, soprattutto in Italia dove c'è un meno 0,40%, resistenza nell'area dei 44.900 punti che potrebbe portare ancora più in basso l'indice italiano. Chiude negativo anche l'Eurostoxx, l'indice europeo che chiude a meno 0,30%, siamo a ribasso, fine supporti eventuali di area 5.600 punti, resistenza nell'area dei 5.800 punti. La Germania anche negativa, resistenza in area di 23.700 punti, quotiamo praticamente 23,4, potremo scendere fino ai 23.000 punti. Abbiamo invece l'indice della volatilità a più 0,24%, siamo a 28 punti di indice della volatilità. Molto negativo il fatto che si stia ancora quotando il VIX nella parte alta. Il Nasdaq infatti segna un ribasso di 0,60 punti percentuali, potrebbe scendere oltre i supporti di area 24,2. Molto pericolosa la situazione attuale sui mercati finanziari, soprattutto quella dell'S&P 500 che si trova a 6.680 punti, potremo scendere ancora più in basso fino addirittura ai 6.500 punti. Occhi bene aperti. Guadagni invece posizione l'indice del dollaro che torna a 100 punti, forza del dollaro contro tutte le altre valute, negativa meno 1,10% in accelerazione ribassista 0,70 centesimi l'Australian dollar, negativo sotto 1,15 il cambio con l'euro del dollaro, e negativo anche il cambio del British Pound con il dollaro che scende al di sotto dei supporti di area 1,33. Positivo, seppur di poco, a 96 dollari il petrolio con un più 1%, molto negativo l'argento, meno 5%, e negativa meno 1,50% l'oro a 5.000 dollari circa. Un saluto a tutti gli amici trader, alla prossima. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.